Velox, da migliaia di multe a Cadoneghe, aperta un'inchiesta per falso in atto pubblico, carabinieri in comune, avvisi di garanzia al comandante della polizia locale e a un agente. Un base jumper australiano di 38 anni è morto stamattina precipitando con il paracadute nel canalino del Prete sopra Cortina. L'allarme è dato dai compagni che hanno assistito all'incidente. Borse, magliette taroccate comprate in vacanza, infilate in valigie, intercettate da agenzia delle dogane, finanza all'aeroporto di Treviso. Nei guai 5 turisti rischiano una sanzione fino a 7.000 euro. Hanno dai 14 ai 20 anni, 5 ragazzi che a Casere nel Trevigiano Passamontagna in Volto hanno svaligiato un magazzino per portare via una PlayStation e poco altro, denunciati dai carabinieri. Sgominata dalla DDI e dai carabinieri di Vicenza, una banda di nigeriani dedita al traffico di stupefacenti. 22 persone sono state condotte in carcere. L'operazione tra Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. A Padova è corsa contro il tempo per spostare i 138 migranti ospitati nelle palestre prima del ritorno a scuola. Continua il coro di no dei primi cittadini al prefetto. Ad Agna lo sancisce addirittura una delibera. Alla Mostra del Cinema la famiglia Castellitto, grande protagonista. Il giovane Pietro, 31 anni, ha presentato Enea in concorso per il Leone d'Oro, premio Bianchi del sindacato giornalisti cinematografici a Papà Sergio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano torna la vicenda dell'autovelox di Cadoneghe. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per l'ipotesi di falso in atto pubblico. I carabinieri hanno notificato gli avvisi di garanzia al comandante della polizia locale di Cadoneghe e a un agente. L'associazione Migliore Tutela Autovelox dice: siamo a disposizione degli inquirenti, le anomalie sono molte. L'intervento, invocato a più riprese dai multati e dalle associazioni dei consumatori che si sono messe al loro fianco, alla fine c'è stato. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo di indagini sui 2 autovelox da 24.000 multe in un mese, posizionati alla fine di giugno lungo la strada del Santo e attualmente inattivi. 2 per ora gli iscritti al registro degli indagati con l'ipotesi di falso in atto pubblico, il comandante facente funzioni della Polizia Locale di Cadoneghe e un agente. Sotto la lente degli inquirenti l'iter che ha preceduto la messa in funzione dei 2 apparecchi, un iter anomalo secondo la denuncia dell'associazione Migliore Tutela Alt Velox. Lei mi chiede le anomalie ci sono, adesso la magistratura ha ritenuto di mettere sotto inchiesta il comandante della polizia locale è un collega, ma secondo noi c'è ben altro, ci sono altre cose da chiarire e ci auspichiamo che venga fatta chiarezza. Noi ci siamo messi oggi a disposizione della Procura della Repubblica tramite i carabinieri, gli abbiamo dato tutta la nostra disponibilità anche a far vedere la documentazione in nostro possesso. È una nota inviata dall'amministrazione comunale di Cadoneghe alla prefettura, quella su cui sarebbe necessario fare chiarezza. Nessun commento da parte del comune di Cadoneghe e del sindaco Marco Schiesaro, che abbiamo cercato di raggiungere. C'è un'indagine in corso, ha spiegato attraverso la sua portavoce. Alla finestra i multati, impegnati nei ricorsi e in attesa di risposte. E l'apertura di un fascicolo di indagine fa sperare le migliaia di multati che adesso sperano nell'annullamento delle sanzioni. Beh, è una notizia molto importante, diamo il valore che deve avere, è chiaro che non c'è colpevolezza fino a che non è dimostrato in qualche modo da una sentenza di un giudice. Hanno fatto sentire la loro voce le migliaia di automobilisti multati dall'autovelox di Cadoneghe. Lo hanno fatto il 17 agosto con un sit-in davanti alla prefettura. Alle istituzioni, prima fra tutte il comune di Cadoneghe, hanno chiesto da subito trasparenza, sollevando dubbi sull'illegittimità dell'installazione degli apparecchi. Per questo Andrea Rossi ribadisce: Di conseguenza, come abbiamo sempre richiesto e chiesto alle autorità, al sindaco di Cadoneghe in particolare, all'annullamento per conseguenza di tutte le sanzioni che sono state elevate. Adesso chiediamo velocità nel chiudere questa partita perché le persone vogliono tornare a dormire sonni tranquilli. Maristella Scapolo la multa l'ha presa il primo giorno di attivazione del Velox, ricorda. Fortuna, diciamo, ci sono state le ferie, c'è stata una grandinata che oltretutto è andata a gravare nella mia economia domestica
che mi ha fermato la macchina. Ad Angelo Lovasco, carabiniere in pensione, per 40 anni in servizio tra Vico d'Arzere e Cadoneghe, la prima multa è arrivata nel giorno della scomparsa della moglie. Il rispetto dei limiti di velocità, racconta, lo ha messo in pericolo. Guardavo la statale del Santo col terrore e guardavo solo e esclusivamente a contachilometri. E una mattina, guardando il contachilometri, mi sono trovato alla posto corsia di marcia perché avevo invaso, la corsia. Per fortuna mia e di qualcuno che non veniva nessuno da Campodarsego verso Padova, altrimenti avrei fatto un frontale. Ok? Quindi questa è sicurezza, non è sicurezza. Mi dispiace, ma non è sicurezza. Un base jumper australiano di 38 anni ha perso la vita precipitando questa mattina con il paracadute nel canalino del Prete, nella zona di Ravalles, sopra Cortina, a 2470 metri di quota. La tragedia si è consumata intorno alle 10. Alla centrale del 118 è arrivata la richiesta di aiuto dei compagni del base jumper che hanno assistito all'incidente. Il corpo del 38enne è stato individuato dall'equipaggio dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore sotto i cavi dell'elettricità a sinistra del torrione Zesta. Serviva il gancio baricentrico e in supporto è stato attivato l'elicottero dell'Air Service Dolomiti che ha portato in quota i soccorritori della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino di Cortina. La salma è stata ricomposta e trasportata in un posto più sicuro. Una volta recuperato, il corpo del 38enne è stato trasportato alla piazzola di Cortina e affidato al carro funebre. Treviso, aeroporto Antonio Canova, rientrano dalle vacanze con le valigie colme di capi e accessori con marchi contraffatti, sanzionati 5 viaggiatori per acquisto incauto. Volta per l'acquisto di oggetti con marchi contraffatti. Un amaro ritorno a casa, quello di 5 viaggiatori residenti nella provincia di Pordenone e Padova, oltre che 2 stranieri, fermati all'aeroporto Antonio Canova di Treviso e sanzionati per reato di incauto acquisto dopo aver importato in territorio italiano capi d'abbigliamento e accessori contraffatti. Tirana, Fes, Marrakech, Albania e Marocco. Da qui partivano i viaggiatori con le valigie cariche di capi contraffatti, intercettate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza di Treviso durante alcuni controlli agli arrivi. Scarpe, borse, abiti e cinture, Armani, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, bagagli colmi di merce palesemente falsa. Sono circa 40 infatti gli articoli sequestrati dalle forze dell'ordine che presto saranno distrutti a spese degli stessi acquirenti, spese che andranno ad aggiungersi alle sanzioni. I 5 turisti infatti dovranno pagare ciascuno una multa fino a 7.000 euro. Era già capitato nell'aprile 2021 ed è successo nuovamente questa mattina. Un 60enne con problematiche psicofisiche già note, residente in via Dante a Santa Giustina in Colle, si è asserragliato in casa impedendo al personale medico di fare accesso nella sua abitazione per prestargli le cure del caso. L'allarme è stato lanciato agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco. Dopo 3 ore di trattative che non hanno sortito gli effetti sperati, gli operatori hanno deciso di fare irruzione. Si sono trovati di fronte all'esagitato con un coltellaccio da cucina che ha minacciato di fare una strage. Al primo momento di distrazione l'hanno braccato e disarmato. Poi a casa sono intervenuti i sanitari che l'hanno sedato e accompagnato in ospedale a Campo San Piero per un trattamento sanitario obbligatorio. Era al capezzale della moglie che poi è deceduta. L'anziano derubato a Noventa Padovana. Tra le lacrime e il suo racconto hanno portato via, dice, anche i vestiti del suo funerale. Mi sei venuto dentro da una finestra che mi ha fatto danno. Avevo appena finito adesso qui. Era. E vedi? La moglie ha questo. Bisogna gettare quello che viene. Ma com'è possibile? È possibile. Questo è il mondo italiano. Ha le lacrime agli occhi il signor Vincenzo Ferrarese, 80 anni, ieri, mentre era in ospedale perché la moglie è mancata, ha subito un furto nella loro casa di Noventa Padovana. Non è vita questa. Dopo 2 mesi di sofferenza con la moglie, è morta con le mani in mano. Questa è la vita. Bisogna accettare quello che viene. Perché questo battagliare. Dentro la cassaforte i ricordi di una vita. Ha tutto che porta via. La figlia ha detto che dentro la cassaforte che era gioielli,
un colliere e 30.000 euro. L'hanno tagliata con flessibile, ha fatto danni per tutto, poi va a Roma, dalla roba. Il signor Vincenzo è provato, la scomparsa della moglie lo ha segnato. I ladri hanno addirittura portato via le camicie che aveva comprato per il funerale che sarà sabato. Su, qua, e io quel mese qua, cava via tutto qualcosa. E qua. Nuove, questo mi ha messo andare al funerale. Ora mostra la foto della moglie scomparsa, il dolore nei suoi occhi. Ci mostra anche la fede, i malviventi non hanno fatto in tempo a rubarla. Resta questo, un ricordo di un amore lungo più di mezzo secolo. Penso che prima avevo una compagnia, adesso non penso. Ci spostiamo con la cronaca in provincia di Treviso con una baby gang in azione a Casiera. 5 ragazzini sono entrati in un magazzino adiacente ad un'abitazione. Il proprietario, svegliato dai rumori, ha chiamato il 112. Fermati e denunciati hanno tra i 14 e i 20 anni. Travisati con passamontagna hanno fatto irruzioni nel magazzino di una villetta. Si tratta di 5 giovanissimi, 2 minorenni e 3 maggiorenni. Il colpo è avvenuto a Casier all'1:45 della notte scorsa. La banda, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, era ben organizzata. Come provetti i ladri hanno scassinato la finestra del locale e sono entrati per arraffare quanto potevano. I proprietari, svegliati dai rumori, hanno allertato i carabinieri. Uno dei ragazzini è stato sorpreso e bloccato poco distante da una gazzella del radiomobile intervenuta sul posto. Il minore è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, una PlayStation, una videocamera e una felpa griffata. Non ci è voluto molto ai militari dell'Arma per risalire agli altri 4 complici. Presso le loro abitazioni e all'interno di 2 zainetti occultati in un cespuglio nei pressi di un istituto scolastico della zona è stata trovata altra refurtiva, fra cui 4 paia di costosi occhiali da sole completi delle rispettive custodie, nonché gli indumenti verosimilmente indossati dagli indagati nel corso dell'azione criminosa, come accertato da alcune riprese di sistemi di videosorveglianza acquisite dai carabinieri. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I 5 sono stati deferiti per furto aggravato in concorso. 4 sono residenti in zona, solo uno è di Treviso. La rabbia del sindaco di Casier. Dove sono i genitori di questi ragazzini all'1, 2 di notte? Chi è che li controlla? Perché si fa presto a dare colpa alle amministrazioni e alle forze dell'ordine che non ci sono, ma io ripeto e sono arrabbiato con tutte le famiglie che non controllano questi ragazzini. Il sindaco promette di andare presto a parlare con le famiglie di questi ragazzi. Di sera, ci spiega, esco spesso per controllare il territorio. A me piace monitorare parecchio il territorio, vedo dei ragazzi che conosco e io sono nato nel territorio, pertanto conosco le famiglie. Vado anche a dirglielo alle famiglie, però qualche volta la risposta è anche che no, sindaco, non credo sia stato mio figlio. E dunque io insisto perché le famiglie continuino a monitorare i propri ragazzi. Non solo, i carabinieri di Montebelluna hanno anche denunciato una 40enne e una 24enne residenti nel Trevigiano, già sottoposte alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Noventa di Piave per furto aggravato in concorso. Le 2 donne hanno messo a segno un colpo al negozio Quello Giusto a Montebelluna, hanno trafugato 2 paia di scarpe e un utensile magnetico denominato splaccatore, utile a neutralizzare i sistemi di antitaccheggio. A casa i militari dell'Arma hanno anche trovato un ulteriore congegno magnetico. La 40enne e la 24enne sono state raggiunte dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montebelluna per 3 anni emesso dalla questura di Treviso. E dal governo pugno di ferro contro la criminalità giovanile. Domani in Consiglio dei Ministri il decreto legge Daspo, stop ai cellulari e avviso orale per i minori che compiono reati. Da Palermo a Caivano, la cronaca delle ultime settimane con giovanissimi protagonisti di stupri e violenze ha spinto il governo ad accelerare sul decreto legge contro la criminalità e il disagio tra i ragazzi. Tra i punti principali contenuti nella bozza del provvedimento che approderà domani in Consiglio dei Ministri, la possibilità di applicare l'avviso orale con convocazione del minore da parte del questore anche ai soggetti al di sotto dei 18 anni che abbiano compiuto il 14° anno di età. E se il soggetto a quale è stato notificato l'avviso risulta condannato anche con sentenza non
non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici, nonché il divieto di possedere telefoni cellulari. E ancora, in caso di minore ammonito, nei confronti di chi era tenuto alla sua sorveglianza o agli obblighi educativi, è applicata la sanzione da 200 a 1000 euro. Nel caso poi di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo: il PM notifica al ragazzo e ai genitori l'istanza di definizione anticipata del procedimento, a condizione che il giovane acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da 1 a 6 mesi. Al termine di questo lasso di tempo, il giudice valuta l'esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, dichiarando l'estinzione del reato. Ma se invece l'esito fosse negativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale. Infine, niente più multa da 30 euro, ma fino a 2 anni di carcere per i genitori i cui figli non frequentano la scuola. Chi spara, stupra e uccide anche se minorenne deve pagare, le parole del vice premier Matteo Salvini. Intanto sulla dilagante violenza tra i più giovani interviene anche il vescovo di Treviso, ospite in diretta nella nostra prima edizione. Quello che colpisce di più è che a livello di società, ha spiegato Monsignor Michele Tomasi, abbiamo reso possibili linguaggi, comportamenti, toni, parole di una violenza inaudita. Dove sembra possibile qualcosa che sta nell'indicibile addirittura, che ci si possa mettere di fronte a delle persone come se fossero degli oggetti e anche come oggetti da disprezzare e da utilizzare. Questo non va, questa è una questione proprio di linguaggio, di rispetto della nostra umanità. Abbiamo permesso che un certo modo di comunicazione, che sia quello dei social, che sia quello dei mondi, anche temo della pornografia, diventino normali. Sgominata dalla DDA e dai carabinieri di Vicenza, una banda di nigeriani dedita al traffico di stupefacenti. 22 persone sono state portate in carcere. Sono 22 i cittadini nigeriani raggiunti da un provvedimento restrittivo nell'indagine della Direzione Antimafia di Venezia portata a termine dai carabinieri di Vicenza. Oltre al sequestro di 430 grammi di cocaina e 1,6 kg di eroina, più denaro contante, circa 50.000 euro. La vasta operazione antidroga è stata condotta da circa 320 militari col supporto di colleghi da altre province, tra Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna. Hanno sgominato la principale organizzazione criminale a Vicenza, composta da uomini e donne tra i 20 e i 40 anni, specializzata nel rifornimento della piazza di eroina e cocaina e che operavano soprattutto nella zona di Campomarzo. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Vicenza era rimasta un po' indietro nell'attività di indagine che, come è noto, aveva interessato soprattutto Verona e Padova e Venezia. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo. Nel corso del blitz sono stati arrestati altri 7 stranieri trovati con 700 grammi di eroina e cocaina. Il boss è stato arrestato in un'operazione analoga ed è attualmente in carcere a Zurigo. L'indagine è iniziata nel 2020 con l'arresto di un nigeriano. Nasce dall'acquisizione di 2-3 ovuli di sostanza, contenenti di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, da parte dei carabinieri di Vicenza, che hanno notato che all'esterno di questi ovuli vi era una sigla. Allora, la contemporaneità della sigla in questi ovuli ha fatto pensare ad una attività che non fosse limitata alla singola cessione, ma che fosse invece il seguito di un'attività organizzata. Ecco, da questo pian piano poi si è partiti. I militari sono riusciti a delineare ogni singola figura dell'organizzazione che si approvvigionava a Padova, Ferrara e Pistoia. Fondamentali le intercettazioni. L'utilizzo dell'intercettazione è assolutamente necessario, ma è necessario per poter poi arrivare al riscontro sul campo. E voi sapete che per telefono comunque si parla per
parole non dirette, e quindi talvolta è poi necessario provare che quando si parla, nel caso concreto si parlava di pantaloni e pantaloncini in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, allora certo noi possiamo presumere che si parli di droga, ma l'attività accertativa in concreto deve essere fatta, ed è stata fatta. Migranti, a Padova è corsa contro il tempo per spostare le 138 persone ospitate nelle palestre delle scuole ad una settimana esatta dall'inizio delle lezioni. Intanto continua il coro di no dei primi cittadini al prefetto. Posti noi non ne abbiamo, lo sfido a venire a vedere per esempio Noventa Padovana, dopodiché bisogna anche finirla di minacciare i sindaci dicendo che se non facciamo l'accoglienza diffusa vi facciamo una tendopoli. Allora, se questo è la leale collaborazione tra istituzioni, mi sa che avremo un atteggiamento abbastanza ruvido nei confronti di Sua Eccellenza. Franco e diretto, non retrocede di un passo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ribadisce punto su punto il no all'accoglienza di migranti sul suo territorio. Se da Noventa Padovana arriva un no, ad Agna, che ancora vive l'incubo dei grandi hub di San Siro di Bagnoli e di Conetta, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera a maggioranza dei presenti. Già nel 2015, 2016, insomma 2017, 18, 19, insomma gli anni scorsi, quando avevamo il problema dei due hub di Conetta e San Siro, ci eravamo espressi. Per quanto ci riguarda ci riteniamo riteniamo di aver già assolta la nostra parte e di aver già dato in sostanza, perché il nostro territorio sta comunque accogliendo ad oggi dei migranti minori. I minori ospiti ad Agna di una struttura gestita da una cooperativa sono 23, ribadisce il sindaco Piva, che di caserme e grandi hub non vuole sentirne parlare. A Padova intanto il sindaco Saggio Giordani, che in emergenza ha aperto le palestre di 2 scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, aspetta lo spostamento dei migranti per avviare la sanificazione in vista dell'inizio della scuola e su eventuali posti. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. Quando arrivano dove li mettiamo? Critico da subito sull'apertura delle palestre Marcello Bano. È stata una tragedia, che l'ho detto fin dall'inizio, ma come si può risolvere il problema mettendo delle persone come pacchi, facendo delle tendopoli all'interno delle palestre a 3 settimane, adesso ne manca 1 e mezza all'apertura dell'anno scolastico. Era un sistema completamente sbagliato, che io lo dicevo, il mio partito lo diceva, mi spiace ma il sindaco di Padova ci è caduto e questi sono i risultati. E allora l'orizzonte che cosa vede, sindaco? Il prefetto deve fare il prefetto, ha delle caserme, li accolga là, faccia il CPR, i centri per i respingimenti, li identifichi, non li faccia uscire, dopodiché qualora siano riconosciuti come richiedenti asilo, a quel punto se ne discute. Andiamo al Lido di Venezia per la mostra del cinema, dove la grande protagonista è stata la famiglia Castellitto. Di padre in figlio, Enea è il secondo lavoro dietro la macchina da presa di Pietro Castellitto, giovane e talentuoso regista 31enne già premiato a Venezia in concorso quest'anno per il Leone d'Oro. Pietro ha coinvolto anche Papa Sergio in questo suo film e racconta, come lui stesso li ha definiti, giovani affamati di vita. Sono molto emozionato, molto curioso di quello che accadrà. Io personalmente sono felice del risultato, però insomma un film dopo un po', quando ce l'hai soltanto te dentro, diventa pesante, quindi sono felice questa sera di diluire il peso condividendolo con tutti. Il suo rapporto con Venezia? Bello, io devo tutto a Venezia, mi ha battezzato come attore e come regista, dalla Profezia dell'Armadillo a Freaks Out, Predatori, e quindi Venezia mi porta fortuna. Non so quanto io porti fortuna a Venezia, perché con i Predatori c'era il Covid e con Enea c'è lo sciopero. Faccio tantissimi auguri alla Mostra di Venezia per i suoi 80 anni e a 80 anni oggi sei giovane, quindi c'è ancora tutta la vita davanti Venezia. Il papà di Pietro, Sergio, questa mattina nella sala Mosaici del Casino ha ricevuto il premio Bianchi dalle mani di Laura Del Licorni
presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. A tributare l'applauso al grande maestro di cinema anche il presidente della Biennale Cicutto e il direttore della mostra Barbera. I premi te li devi meritare un anno dopo che te l'hanno dati. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, dunque bel tempo e clima mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 settembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, come vediamo dalla grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, piogge assenti. Temperature stazionarie minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno. Al mattino tuttavia nel fondovalle tarvisiano sarà possibile qualche nebbia o nube bassa. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà piuttosto soleggiato con cielo spesso sereno. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.